Bentrovati. Venerdì scorso, con uno scoop, il Fatto Quotidiano ha pubblicato delle intercettazioni telefoniche tra Renzi e l'attuale numero 2 della Guardia di Finanza, Michele Adinolfi, dalla quale emerge un quadro a dir poco imbarazzante. Intercettando il generale Adinolfi, allora indagato per una sospetta fuga di notizie, la magistratura è incappata, tra l'altro, in questo dialogo tra questo generale Renzi, a quel tempo segretario del Partito Democratico e sindaco di Firenze. Sentite cosa ci dicono al telefono l'11 gennaio 2014, il giorno del 39esimo compleanno del Bullo di Firenze. L'argomento era il Presidente del Consiglio in carica, allora Enrico Letta. Ecco il testo. Renzi: signor generale Adinolfi, mi dicono fonti solitamente ben informate che ti stai avviando anche tu verso una fase di rottamazione. Renzi: è la disinformazia del partito. Adinolfi: come stai, amico mio? Tanti auguri e complimenti. Matteo, spero di vederti in qualche occasione. Renzi: con molto piacere. La settimana prossima sarà un po' decisiva perché vediamo se riusciamo a chiudere l'accordo sul governo. Adinolfi: rimpastino? Renzi: sì, rimpastino sicuro. Rimpastone? No, rimpastino. Il problema è capire come, anche se mettere qualcuno dei nostri. Adinolfi: e lì è il punto, o stare fuori va bene. No, dice Renzi, bisogna star dentro. Adinolfi: significa arrivare al 2015. Renzi: e sai, a questo punto c'è prima l'Italia, non c'è niente da fare, mettersi a discutere per buttare all'aria tutto, secondo me alla lunga sarebbe meglio per il Paese, perché lui è proprio un incapace, il nostro amico. Però Adinolfi: e niente Matteo, non c'è niente, dai, siamo onesti. Renzi: lui non è capace, parlano sempre di Enrico Letta, non è cattivo, non è proprio capace, quindi però l'alternativa è governarlo da fuori. Adinolfi: secondo me ha il taglio perfetto del Presidente della Repubblica. Renzi: lui sarebbe perfetto, gliel'ho detto anche ieri. Adinolfi: e allora? Renzi: l'unico problema è che bisogna aspettare agosto del 2016. Il 20 agosto del 2016 Letta compie 50 anni, l'età minima per diventare Presidente della Repubblica. E quell'altro non ci arriva, capito? Me l'ha già detto. Napolitano non vuole dimettersi prima. Adinolfi: sì, certo. Renzi: quell'altro, sempre Napolitano, nel 2015 vuole andare via. E Michele, mi sa che bisogna farli quelli che se la prendono nel culo personalmente. Cacciare Letta sostituendolo. Poi vediamo, magari mettiamo qualcuno di questi ragazzi dentro la squadra a sminestrare un po' di roba. 7 giorni dopo Renzi firma il patto del Nazareno con Berlusconi. Il 13 febbraio la direzione del Partito Democratico sfiducia Letta, che si dimette il giorno dopo. Il 17 Napolitano incarica Renzi, che giura da Presidente il 22 febbraio 2014. Continua Renzi: purtroppo si fa così. Adinolfi: non ci sono alternative, perché quello, il numero 1, sempre Napolitano, non molla, e quindi che fai? Renzi: e poi il numero 1, anche se mollasse, poi il numero 1 ce l'ha a morte con Berlusconi, per cui... E Berlusconi invece sarebbe più sensibile a fare un ragionamento diverso. Vediamo, via, mi sembra complicata la vicenda. Allora, vediamo di fare alcune considerazioni su questa vergognosa pagina. A parte il cameratismo e il linguaggio poco elegante usato dal segretario del più grande partito italiano, nonché sindaco di Firenze, con un generale della finanza, a quel tempo responsabile per la Toscana e l'Emilia Romagna e quindi anche un controllore di Renzi, è evidente che l'intenzione di andare a patti e accordarsi con Berlusconi era un obiettivo di Renzi già durante le manovre carbonare usate per cacciare e sostituire Enrico Letta a Palazzo Chigi. E poi le considerazioni sul Presidente della Repubblica sono ignobili, sono di un cinismo indecente per un uomo delle istituzioni. Quando etichettano Letta di essere un incapace, i due compari convengono che sarebbe un perfetto Presidente della Repubblica, cioè ritengono che il Presidente della Repubblica, per essere perfetto, deve essere un incapace, un buono a nulla. E qui il discorso si può allargare. Vi ricordate l'elezione bis di Napolitano e l'ultima in cui fu eletto Mattarella? Le due candidature, quella del professor Rodotà
e di Romano Prodi sono state entrambe cassate dal Partito Democratico. Molto probabilmente Rodotà e Prodi, secondo il metodo di giudizio di Renzi, non erano sufficientemente incapaci per diventare Presidente della Repubblica. Chissà cosa ne pensa di tutto questo schifo il Presidente Mattarella. Ci vediamo giovedì prossimo. Non erano sufficientemente incapaci per diventare Presidente della Repubblica. Chissà cosa ne pensa di tutto questo schifo il Presidente Mattarella. Ci vediamo giovedì prossimo.